La bambina dei miracoli. Salve a tutti carissimi. Oggi voglio raccontarvi una storia straordinaria che spero possa dare a tutti voi una speranza, a tutti voi e a tutti noi, insomma, che siamo un po' ammalati un po' tutti, chi nel corpo, chi nello spirito, chi in entrambi. Si tratta di una bambina che fino a questo momento ha compiuto veramente tanti miracoli eccezionali per coloro che o hanno pregato davanti alla sua immagine o si sono recati a pregare sulla sua tomba. Però ecco, tendo sempre a precisare che è necessario comunque fare una vita santa, accostarsi ai sacramenti, andare in chiesa, partecipare alla Santa Messa, fare un po' di adorazione eucaristica, pregare, recitare il Santo Rosario, insomma accostarsi a questi luoghi santi in grazia di Dio, di modo che il Signore, se nel momento in cui decide di operare, possa trovare un cuore aperto e purificato, dalla sua grazia. Ebbene, questa storia, ha inizio questa bimba nasce nel 2002, questa storia ha inizio nell'estate del 2006. La piccola si trova in vacanza insieme ai suoi genitori in una località di mare, ed è in compagnia, quindi anche del fratellino, della mamma e del papà. Una sera, ecco, la mamma racconta che si era recata in camera della piccolina ed erano abbracciate mamma e figlia e la mamma la stava coccolando un po'. Fuori c'era aria di tempesta e il cielo era squarciato da grossi lampi seguiti da fragorosi tuoni. Mentre la tenevo tra le braccia, la piccolina mi disse: "Mamma, mi racconti una storia?" "Oh, amore, siamo state tutta oggi al mare, io sono stanca. Dai, te la racconto domani. Ora dormiamo." Le diedi un bacio e la tenne stretta a sé. Dopo qualche minuto di silenzio, durante il quale la mamma pensava che la piccolina si fosse addormentata, sentì invece la sua vocina che diceva: "Sai, mamma, quando ero piccola piccola ero in un posto lontano lontano, meraviglioso, su una nuvoletta." "E con chi eri?" "Con mamma Morena." "E chi è mamma Morena?" "È l'altra mia mamma." "L'altra tua mamma? E com'è questa mamma Morena?" "Ah, è buonissima." "Più buona della tua mamma?" "Sì." "Davvero? Sei sicura?" "Sì, sì." "E di che colore ha i capelli?" "Blu." "E gli occhi?" "Castani, come i miei." "E tu lasceresti la tua mamma per andare con mamma Morena?" "Sì." Rispose con un sorriso che le illuminò il viso, lasciando la mamma senza parole. "Dormiamo ora, buonanotte", le sussurrai. Dopo un po' sentii il suo respiro profondo. Dormiva. Turbata raggiunsi mio marito e mia sorella e dissi loro del racconto che mia figlia mi aveva fatto. Io non avevo mai sentito parlare di mamma Morena e nessuno, né in famiglia né conoscenti, portavano quel nome. La mattina seguente, il 5 agosto, mentre la piccola giocava sulla sabbia, tornò di nuovo a nominare mamma Morena. Io le dissi: "Oh, non stare seduta sulla sabbia, su, dai che ti devo cambiare." E lei mi rispose: "Mamma Morena non mi sgrida mai." Poco dopo la piccolina si allontanò verso delle giostre per bambini dove rimase fulminata a causa di una scarica elettrica di un cortocircuito. Fu una tragedia tremenda e i funerali si svolsero il giorno successivo e ehm, presso la chiesa della città natale della piccolina. Ehm, ecco che
la famiglia subito dopo decise di fare delle ricerche circa questa misteriosa mamma morena di cui aveva parlato la piccola prima di morire e scoprirono i genitori che in Bolivia, a Copacabana, esiste un santuario dedicato alla Madonna Morena che si festeggia proprio il 5 agosto, il giorno in cui la piccola confessò alla madre di mamma Morena. La mattina dopo la piccola sarebbe morta fulminata. Ecco che allora la famiglia decise di recarsi in pellegrinaggio a Copacabana, proprio nel santuario della Madonna Morena, e riportarono una piccola statua nel loro paese di residenza. La piccolina aveva detto alla mamma che le sarebbe piaciuto stare sempre con quella mamma morena ed era come se la piccolina avesse in quel modo detto il suo sì alla Madonna, scegliendo di stare con lei e quindi accettare in qualche modo, anche se inconsapevolmente, un piano molto grande per una bambina così piccola. A un certo punto però hanno incominciato a verificarsi sulla tomba della piccola una serie di fenomeni strani di guarigione. C'era un giovane sacerdote congolese ricoverato in gravi condizioni in un ospedale italiano, praticamente possedeva e venne in possesso di un'immaginetta della bimba. Questo sacerdote baciò l'immaginetta della bimba e se la mise sotto il cuscino del letto d'ospedale. Ebbene, da quell'istante le sue condizioni migliorarono misteriosamente fino alla dimissione repentina. Poi accadde anche a una persona che lottava lottava contro un brutto male e che si recò proprio sulla tomba della piccola a pregare. La tomba della piccola si trova in una cappella annessa ad una chiesa. Questa signora assistette alla messa insieme ad una sua amica, quindi si recò dopo la messa sulla tomba di questa piccolina e a un certo punto la bambina e la Madonna, la famosa Madonna Morena, le apparvero improvvisamente. Quindi il giorno dopo questa signora si sottopose agli ultimi accertamenti perché doveva essere operata di un male molto grave, ma di questo male non c'era più alcuna traccia. Un altro fenomeno straordinario riguarda di 2 madri che durante la gravidanza stavano avendo dei problemi. Una aveva un problema, talmente grave che le era stato consigliato l'aborto terapeutico. La donna disperata si rivolse in preghiera a questa bambina e sentì una vocina che le diceva: "Nascerà, nascerà", anzi che canticchiava proprio: "Nascerà, nascerà". Dopo questo evento straordinario la donna portò a termine la gravidanza e diede alla luce la sua bimba piena di salute. Un'altra coppia rischiò di perdere il suo bambino a causa di una grave malattia della mamma e la futura mamma si rivolse alla bambina dei miracoli e sentì una voce che le disse che il figlio sarebbe nato e così fu. Insomma si sono verificati sicuramente molti fenomeni veramente straordinari e ve ne voglio raccontare un altro molto interessante che riguarda il nonno della bambina. Il nonno della bambina è un contadino e si stava occupando come al solito insomma di coltivare i suoi campi, in particolare di badare a quella che è la vigna, no, e proprio mentre si trovava appunto nella sua vigna a coltivare i campi, a coltivare il vigneto, era il periodo della fine di agosto, si accorse, anzi nell'uliveto, si accorse che era nato nel mezzo all'uliveto, nella terra,
un fiore strano di colore bianco. Era una specie rara, mai vista prima. Fattolo analizzare, scoprì che era uno stramonio, fiore originario del Sud America, molto comune in Bolivia, dove si venera la Madonna Morena, che questa piccolina riteneva la mamma più buona di tutte. E da quel momento questo stramonio, questo fiore bianco, ritorna puntuale a fiorire in agosto nell'uliveto del nonno della piccolina. E, diciamo ecco che poi, sono verificati anche una serie di fenomeni, come ad esempio la mamma di questa bambina è stata ritratta da un fotografo vicino alla tomba della piccola, con in mano una fotografia della piccolina. A un certo punto il fotografo ha scattato, la foto appunto della mamma che aveva in mano questa foto della piccola, e si è reso conto che, l'immagine, della mamma era in positivo, invece l'immagine della piccola era in negativo. E poi, nel momento, in cui la foto è stata stampata, la foto presentava, in negativo, l'immagine della mamma e in positivo l'immagine della bambina, quindi un fatto veramente, inspiegabile. Quindi sono in corso degli accertamenti, insomma, da parte dell'autorità, ecclesiastica, per vedere un po', insomma di, iniziare un iter di beatificazione della piccolina, ed ecco vi dico anche dove si trova sepolta nella chiesa di San Martino in Colle, in una cappella antistante appunto alla chiesa, dove è stata, costruito un magnifico sarcofago bianco che, ospita appunto i resti mortali di questa piccolina, e vicino c'è una statua della Madonna Morena che la piccolina ha visto durante un'apparizione. Vi presento chi è. La piccolina in questione si chiama Sara Mariucci, vi allego qui una sua immagine, insomma nella speranza che pregandovici davanti, chiaramente, dopo aver fatto un percorso di fede vivendo in grazia di Dio, anche voi possiate provare una serie di giovamenti, anche un semplice sollievo spirituale, anche se vi auguro insomma che vi possa compiere questa bambina nella vostra vita tutti i miracoli, di cui avete bisogno, e chi vuole può andare a pregare sulla sua tomba, ripetiamo, nella chiesa di San Martino in Colle a Gubbio. Ecco, questa è una storia che mi ha molto emozionato, è una piccolina che, pur non avendo mai conosciuto, ho imparato veramente ad amare, a cui ho imparato a volere molto molto bene. Del resto non è difficile volere bene a questa piccolina, considerando la tenerezza, l'innocenza, del suo cuore, che infatti è stato prescelto dalla Vergine Santissima per queste apparizioni straordinarie che stanno producendo, frutti buoni di miracoli e di benedizioni per tutti. Vi auguro che arrivino a voi le benedizioni da parte di Madonna Morena e di questa piccolina, e vi ringrazio per il vostro affetto e, la vostra fedeltà nei miei confronti, e pace e benedizioni cari. Alla prossima.